prepariamo tutti quanti in preghiera per lodare il Signore, per ringraziare la Madonnina che in questi anni è stata qui con noi a Gualtieri. Ringraziamo veramente il Signore perché è stato buono. Io lo so, c'è tanta emozione in voi. Sono emozionato pure io, veramente, con tutto il cuore. Cosa ha fatto la Madonna in questi anni? Lo dico qua, ci ha uniti. Per cortesia. Per cortesia, manteniamo questa unità. Allora, manteniamo questa unità e adesso con il Signore della Croce partiamo tutti quanti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria e chi la creò! Procediamo nella pace, nel nome di Cristo. Amen.
Adesso facciamo insieme un canto mariano, salutiamo la Madonnina che è sempre un modo di dire la stava di saluto e poi ognuno poi con le macchine ci rivediamo ora è bella come te, prega per noi Maria, prega per i tuoi, madre che tutto puoi, apri tuoi pietà, madre che tutto puoi, apri tuoi pietà, di stelle risplendenti in cielo sei coronata, tu sei l'Immacolata e Madre di Gesù. Per noi Maria, prega per figli tuoi, Madre che tutto Forza, camminiamo. Di salvezza tu la porta, sei nel cielo, tua vita e l'allegrezza, sei del popolo fedele. Salve, o Madre del soccorso, dei tuoi figli abbi pietà. Salve, o Madre del soccorso, dei tuoi figli abbi pietà. Salve, o Madre del soccorso, dei tuoi figli abbi pietà.
Piano, piano. Era troppo aula, buttava troppo assai. Gira, gira, Anava. Fermo. Sì. Allora, con tanta emozione nel cuore, grazie Signore per questo giorno meraviglioso, un dono di Dio, una grazia da Dio. Grazie per il nostro Arcivescovo e della sua presenza. Adesso faremo il rito di apertura con il nostro Arcivescovo, una volta che siamo entrati ad ognuno posto, e poi entreremo alla Madonnina e poi, se vogliamo dire qualche cosina, prima della Santa Messa. Così può essere necessariamente breve, altrimenti poi vi stancate. Invece quando siete poi seduti faccio una predica che comincia e non si sa quando finisce. Intanto preghiamo e poi la saluto che faccio io. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, radunati dallo Spirito Santo per vivere insieme il dono della visita pastorale, in questo giorno di festa rendiamo grazie al Signore anche per la riapertura al culto della resurrezione.
Preghiamo il Signore perché questa comunità nata da un solo battesimo e nutrita dalla stessa mensa eucaristica cresca in tempio spirituale intorno all'unico altare e si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori. Benedetto sei tu, Signore, Padre Santo, che nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare e aver raccolto il tuo popolo in preghiera per portare a compimento in noi il Tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei tuoi figli. Dona ai tuoi fedeli che entrano in questo luogo santo, edificato in onore della Beata Vergine Maria, di poter stare alla tua presenza, o Padre, per Cristo tuo Figlio, in un solo Spirito. Fa, o Signore, i quanti animati da fede filiale si raduneranno in questa Chiesa, siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, e crescono in numero e in merito per edificare la Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Avete visto la preghiera riassuntiva di quella che è la identità di una comunità ecclesiale, perché la Chiesa è fatta con le pietre, la Chiesa è fatta di pietre vive. Se c'è una pietra sporca, per la legge del contrasto, quella pietra si vede. Se la nostra anima è di chiacchiericcio, come diceva Papa Francesco, è di pettegolezzo, è di contesa, è motivo di frattura nella comunione fraterna, quella è una pietra che non funziona per la comunione ecclesiale, non ci aiuta ad essere Chiesa, ci aiuta, anzi favorisce a distruggere la Chiesa. I restauratori sono andati via, l'architetto non so è presente e allora gli dico grazie, ma lì c'è un architetto molto più grande per quello che è il nostro cuore e la nostra vita, che ci fa riscoprire la bellezza che ognuno di noi non è una pietra da sciumara, è una pietra viva, edificata su quella pietra scartata che è diventata, in questa chiesa si può vedere perché lo spigolo si vede, testata d'angolo. Se lì non fosse forte il resto della costruzione non terrebbe all'impiedi. Noi, se siamo appoggiati sulla testata d'angolo, riusciamo a vivere bene la gioia della comunione fraterna, non sottomettendoci agli altri, ma contribuendo con la carità e la verità ad edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, siamo tutti noi. E così, siete stancati? Allora posso continuare qua? No, basta, invece facciamo una cosa bella, ed è bella perché dovete essere orgogliosi, veramente orgogliosi, capire che una piccola comunità scopre la bellezza di essere Chiesa, come hanno fatto i discepoli di Gesù, che hanno scoperto la bellezza dell'essere Chiesa quando con la Madonna hanno accolto il dono dello Spirito Santo e da lì sono diventati evangelizzatori, no? Accanto a Maria hanno accolto il dono dello Spirito Santo. Grazie, perché ora pregheremo insieme, ci nutriremo della parola di Dio, ci nutriremo dell'Eucaristia, presenza reale di Gesù, accantoniamo e purifichiamo il nostro cuore da ogni residuo o di superfetazione che sporca o altera l'immagine della nostra vita e della nostra identità battesimale, per essere fedeli al Signore che ha dato tutta la sua vita per noi. Basta, perché altrimenti dici tu con la scusa per 2 minuti non ce la finito più. Ho finito.
Non è